Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura incidente domestico a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani. Una fotografa di 65 anni è morta scivolando nel pavimento mentre trasportava un secchio d'acqua e cadendo dal balcone di casa sua da un'altezza di circa 3 metri. Vana la corsa in ospedale, la salma è stata restituita alla famiglia. Fermato il responsabile dell'omicidio di Francesco Simone, il rivenditore di auto ucciso il 7 dicembre scorso nelle campagne di Favara, nell'Agrigentino. Il presunto killer sarebbe un vicino di casa, Stefano Nobile, e alla base del delitto ci sarebbero dissidi legati all'uso di una strada e di un cancello che consentono l'ingresso alle rispettive abitazioni rurali. La regione siciliana ha dato il via libera alla realizzazione dei recinti dove saranno rinchiuse le 600 capre catturate da Licudi. Insorgono ancora una volta gli animalisti dell'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, da sempre contrari al trasferimento coatto di tutte le capre che secondo il piano della regione saranno poi regalate ai 25 allevatori siciliani che hanno fatto richiesta. Confermati dai satelliti del programma europeo Copernicus i dati sulla deformazione della faglia che ha scatenato il terremoto di Messina del 1908 e che sono di importanza cruciale per la corretta progettazione di eventuali strutture sullo stretto di Messina come il ponte. È in chiusura il meteo, sole, bel tempo e temperature estive anche per la giornata di domani. La protezione civile regionale infatti non ha comunicato alcuno stato di allerta. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30. Buona serata.